Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Devo fare subito una precisazione, sono Tito Stagno. Le immagini di Apollo 11, che dalla Terra punta verso la Luna per adagiare due uomini nel mare della tranquillità, non volevano certo essere il biglietto da visita del telecronista di quell'impresa. Servivano semplicemente per riproporvi le parole di un poeta dalla grande anima che ho avuto la fortuna di conoscere bene quasi mezzo secolo fa, Giuseppe Ungaretti. Ungaretti, in un frammento prezioso, se ben ricordo il quarto, della sua Apocalissi, dominato dall'emozione per i voli nello spazio, declama: la verità, per crescita di buio, a volarle vicino s'alza l'uomo. Superando altissimi cieli, violando i misteri dell'universo, pare all'uomo di volare più vicino alla verità, liberandosi dal buio che, secondo il poeta, cresce più che mai intorno a noi. Cari amici, il giornalista che ha avuto il privilegio 36 anni fa di raccontare in diretta alla televisione un'avventura ancora viva nella memoria di milioni di donne e di uomini in ogni continente, oggi ha l'onore a Venezia di introdurre la prima Biennale della Poesia. Credetemi, stasera c'è un pochino dell'emozione e della tensione di allora. Ma per fortuna a darmi coraggio c'è Pablo Neruda, il mio amato poeta, quando lascia intendere che in fondo tra poesia e razzi lunari non c'è poi tanta differenza. Sentitelo. La poesia è in grado di sollevare l'uomo dal buio di amore, dall'odio che lo circonda, portandolo nell'orbita della dolcezza, un'orbita, come assicura Nazim Hikmet, dove gli uomini si guarderanno l'un l'altro negli occhi fraternamente. Il poeta cileno e quello turco si riferiscono, è naturale, alla buona poesia, che è ricerca di senso e di significato, bisogno di dire, che è colloquio con l'uomo, servizio, partecipazione a tutto ciò che succede nel mondo. Bene, detto ciò, veniamo al perché di questa Biennale veneziana della poesia. Sono convinto, profondamente convinto, che la ragione vera che l'ha fatta nascere sia la fede nella poesia come energia spirituale, come forza di rinnovamento. Siamo testimoni ogni giorno della crudeltà che permea la vita, della violenza contro i deboli e gli innocenti, delle sofferenze di quanti vivono in paesi poverissimi o in paesi privati della libertà.
Siamo testimoni dell'arroganza del potere, della caduta di valori straordinari. Siamo testimoni, ahimè, del trionfo della stupidità. Ascoltare poesie tra mare e laguna sarà un po' come rifugiarsi in una regione privata di beatitudine, confortati da parole d'amore, ma spronati anche da parole che richiamano a una vita più alta, di battaglie e di idee. Una vita, ce lo ricorda il poeta polacco Adam Zagajewski, fatta di coraggio di fronte alle ombre che salgono. Ecco, il buio, le ombre, un motivo ricorrente da Ungaretti a Neruda a Zagajewski. Ungaretti a questo punto concluderebbe: non è un esercizio puramente estetico la poesia, la sua funzione è più profonda, ha il carattere di un'espressione veramente di salvezza. Non accade, non accadrà mai purtroppo nel nostro mondo, ma almeno qui a Venezia oggi sono i poeti e non uomini in armi a sfidarsi. I poeti con la purezza del sentimento, con la profondità del pensiero, in amicizia. I loro versi saranno accompagnati dalla musica. La musica rende le parole più cariche di spontaneità, dà loro quella cadenza che apre le porte più segrete della comunicazione. E come nei secoli lontani della cultura orale, la musica aiuta la memoria a trattenerle gelosamente le parole belle della poesia, a trattenerle nel trascorrere delle generazioni. Grazie. Ora vi affido a una signora che condurrà questa serata, è una collega del TG2 che certamente conoscete e che riconoscerete per i suoi occhi. È una collega, dicevo, brava e dolcissima, Maria Concetta Mattei. Buonasera, che onore avere un'introduzione da Tito Stagno.